Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a una mia amicizia, una cara amicizia, che è sulla via del ritorno alla Keter, che mi ha fatto una domanda di questo stile. Ma sul web, su internet, si può trovare materiale buono di Kabbalah? E prima di rispondere a queste domande, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social. I link sono sotto qui in descrizione e anche nel sito capitano.altervista.org, dove sapete che ci sono 20 ebook che si possono scaricare gratuitamente e più o meno ne hanno scaricati 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha dato più di 2 milioni di circuiti e quadranti radiostesici in modo gratuito. Penso che il sito capitano.altervista.org in Italia sia ormai un punto di riferimento, perché più o meno 60-70 mila persone uniche hanno scaricato in quel sito, da tutto il mondo comunque, e il vostro Marietto ha dato più di 2 milioni di circuiti. Bene, i link sono sotto qui in descrizione. Ricordatevi che se volete una consulenza col Marietto Veneziano sono 20 euro, 45 minuti solo su Telegram, il numero è sotto. Bene, guardiamo un po' di parlare a rispondere a questa bella domanda, perché quando da piccolino sono arrivato su questo pianeta e sono stato 18 mesi in coma, quando uscivo del corpo, i primi giorni, le prime volte, ero un batuffolo tutto di pus, no? Ma riuscivo a uscire, ero su un balcone, mezzo vestito, cioè nudo praticamente. Uscivo e incontravo delle persone, cioè, prima trovavo un avatar molto famoso che non voleva che andassi. Poi trovavo questo gruppo di cabalisti che io non sapevo, che ero piccolino, no? E mi spiegavano che dovevo arrivare a 50 anni, più o meno 55 anni, al 1995, perché si sarebbe compiuta una cosa, ma io non capivo chiaramente, mi dicevano solamente di resistere, no? L'avatar invece si trasformava un duplo face, gli avatar alcuni, quello che beccavo io era un po' un diavoletto, e poi andavo in Tibet, questo l'ha raccontato una pila. Ma perché questo benedetto 1195? Perché i cabalisti, i rabbi cabalisti avevano deciso che era l'anno in cui internet era inarrestabile, non si sarebbe più potuto fermare, e quindi era l'anno sicuro in cui si poteva immettere dentro internet la cabala. Infatti i più grandi cabalisti e divulgatori esoterici maestri hanno preso coraggio dopo il 1995. Chiaramente prima hanno lavorato e poi hanno in un certo senso inondato il web, proprio perché è diventato praticamente indistruttibile. Chiaro che ci sono ricercatori veri e autentici e ci sono invece ricercatori che oggi cercano, insomma, corrono dietro a tutti i venti, no? Oggi c'è la quinta dimensione, domani la settima, domani arrivano giù i pleidiani, dopodomani c'è Crio, poi fra una settimana arriverà giù vogliamoci tutti bene, poi c'è l'abbondanza, poi c'è la Cabala, poi ci sono i Scientologi, insomma, una Macedonia, no? Che corrono dietro a chi grida di più al minestrello che la suona più grossa. E fra questi ci sono anche dei falsi cabalisti che predicano bene e razza normale. È chiaro che per i veri autentici cabalisti queste persone, queste entità, queste New Age è una manna del cielo, perché si possono nascondere dentro, perché vi ho già ricordato in altre pillole che lì quando riescono a fermare i cabalisti sono ben contenti, no? E quando vedono ad esempio il ciondolo che il vostro marietto vende in vendita a 150 euro, fanno salti di odio e roba del genere. Io l'ho visto quando avevo 7 anni. Quindi la mia risposta è sicuramente positiva, cioè nel senso che chi è preposto a riconoscere i messaggi, i richiami, l'aiuto, la scala che nel web si può trovare, sì. Per gli altri purtroppo ci saranno dei cancelli fatti a questi menestrelli. Certamente la ricerca non è facile, perché vi sono nascosti bene per fare in modo che non vengano, in un certo senso, trovati da questi falsi profeti che vogliono limitare, come questo avatar che io trovavo da piccolino quando uscivo dal corpo. Bene cari amici, spero di essere stato chiaro, grazie e alla prossima, ciao!